Euroregione.news. Codroipo 2023. Grandi progetti. Con il sindaco Guido Nardini scopriamo i principali progetti relativi al capoluogo del Medio Friuli, sia per quanto riguarda le strutture da sistemare, sia per le azioni congiunte nel futuro del territorio vasto, coinvolgendo i diversi comuni, dopo il primo semestre di rodaggio, il nuovo anno da affrontare. Il nostro auspicio è che il bilancio ci permetta di assumere alcune entità in alcuni punti specifici per completare l'organico. Io sono fiducioso perché si è intrapreso, ovviamente. È chiaro che se si sono consolidate delle abitudini sono difficili da scalzare, ma io ho invitato soprattutto i responsabili dei vari servizi a aprire un po' la mente, no? E a provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile, è evidente che io vengo da una realtà privata in cui potevano fare le cose molto più velocemente. Qui c'è la macchina, ma non è colpa dei dipendenti, è colpa del sistema, no? Iperburocratizzato, ipertimoroso che qualcuno faccia qualcosa che non deve fare, che rallenta tutto. Porto un esempio solo, il ponticello a Zompicchia, no? Che sono rotte la parte in legno, si è consumata, va sostituita. Sono stato avvisato il mese di agosto, ok? Abbiamo attivato tutto, la ditta, la delibera, i soldi, la variazione di bilancio. Quindi volete per un lavoretto, lo chiamo lavoretto nel senso che è una piccola entità, sono 22.000 euro, ci abbiamo messo 5 mesi. Cioè non è possibile, no? Allora è evidente, attenzione, correndo, perché quando anche qui io ringrazio l'ufficio tecnico e tutti i dipendenti di quell'area perché mi hanno risolto una realtà che, ripeto, è niente rispetto a un contesto di un comune, ma sta a dimostrare come sia difficoltoso operare. Potrei portarvi 1000 altri esempi, però questo è eclatante. Questo è un po' più difficile da superare. Possiamo restringere un pochettino i tempi burocratici, le delibere, le disponibilità economiche, i bilanci. Anche qui l'aspettativa che noi abbiamo è quella di riuscire ad approvare un bilancio preventivo prima possibile, quindi non vogliamo dilatare un bilancio preventivo al mese di giugno, anche perché la legge ci impone di farlo entro il 30 di marzo e quindi abbiamo già fatto una prima pre-riunione con i responsabili di settore in cui abbiamo dato degli indirizzi, dopodiché ci sarà una prima scrematura in base alle disponibilità economiche, poi l'amministrazione metterà in campo il suo programma. E anche qui tutti ci chiedono, il nostro programma è quello che abbiamo depositato, nulla di più, nulla di meno, e quello faremo. Se faremo qualcosa di diverso, andremo dai cittadini e gli diremo, questa roba non c'era nel nostro programma, riteniamo che sia importante e vogliamo farla. Ovviamente poi bisogna trovare le risorse economiche, come sempre, però anche chi ci stimola dicendo che non c'è una programmazione, noi la programmazione l'abbiamo depositata, non solo. Adesso c'è un sistema anche di obiettivi dati ai singoli dirigenti, ai singoli responsabili di ogni settore che sanno quali sono i loro obiettivi. I cittadini di Codroipo, personalmente, per questo che è la mia esperienza di questi 6 mesi, sono molto maturati. Intanto non urlano, prima cosa. Hanno bisogno di parlare con me, io sono sempre qua. Vado per la strada, mi fermano, chiedono una cosa e io rispondo. Cioè non sono infastidito dalle persone che mi chiedono qualcosa, anzi per me è un valore aggiunto. Magari 8 cose su 10 sono robette, però magari 2 volte ci sono dei suggerimenti che mi aiutano a amministrare meglio, e questo è il mio obiettivo, amministrare meglio. Noi abbiamo molte idee, no? Dalla sistemazione della piazza Garibaldi, da riprendere in mano quella che è stata una progettualità, fra l'altro fatte da amministrazioni precedenti con concorsi di idee per sistemare la piazza, i giardini, ma a questi non parliamo solo di opere, perché le opere sono importanti, perché la nostra idea è valorizzare gli aspetti culturali di Codroipo, che vanno da Villa Ballico, che sono già innescate tutte le procedure per sistemarla, ma anche per esempio al mulino Cesselli, scendendo dai mulini, che potrebbe essere un punto di incontro importante tra Villa Manin e il Parco delle Risorgive, ma potremmo elencare tantissime altre cose che abbiamo in testa. Una di queste è un mio pallino, ma sarà molto difficile da attuare, che è quello di Villa Mangiarotti.
Mangiarotti sicuramente sarebbe un bel fiore all'occhiello, non solo per la villa ma per tutto il parco che c'è all'interno. Vedremo, non voglio creare né aspettative né illusioni ad alcuno, però sarebbe un asse perfetto, perché sarebbe un asse che arriva praticamente dalla strada da San Martino Lonca, scende al mulino Badoglio, mulino Bosa, abbiamo delle realtà artigianali come la battitura del baccalà che conoscono tutti gli stranieri, magari molti di loro non conoscono, no? Poi scendiamo al mulino Cesselli, arriviamo al Casermetta Moro, come noi la chiamiamo, Villa Ballico, Villa Mangiarotti. È proprio un asse che va da sud a nord, che ha una storia dietro di sé e che a parer mio va raccontata. Questo è un elemento, per esempio, di riflessione. Altri aspetti sono scelte che si fanno. Noi abbiamo un buon rapporto con la regione per quanto riguarda la sanità. Alcune cose siamo riusciti a discuterle insieme all'assessore, altre le stiamo discutendo. Ci sarà uno sviluppo ulteriore al di là della cittadella della salute, perché c'è un obiettivo della regione che noi condividiamo, tra l'altro, per una casa per anziani disabili, no? Affiancata alla Pannocchia, che approfitto di ringraziare per il grande lavoro che stanno facendo e con la quale abbiamo continui rapporti anche di collaborazione, ma quello che mi aspetto nell'ambito del quinquennio di attività amministrativa è riallacciare ancora in modo più stretto il rapporto con i comuni dell'ambito, cioè con gli 11 comuni in ambito socio-assistenziale, ma vorremmo allargarlo anche ad altre attività. Questa collaborazione è cominciata cautamente, anche perché i rapporti si erano un po' deteriorati, è certamente migliorata. C'è un gruppo di comuni più vicini a noi con cui mi vedo con una certa regolarità, con cui ci sentiamo per ogni tipo di iniziativa. Andremo a riverificare anche tutti gli accordi di convenzione con cui si è operato nel passato. Lì cercheremo di migliorare, quindi non vogliamo cancellare niente, ma anzi vogliamo implementare, perché la forza del Medio Friuli e la forza di Codroipo è nel momento in cui questo territorio, tutto, quindi non Codroipo, ma tutto il Medio Friuli ha una potenzialità dal punto di vista sia turistico che culturale decisamente importante. Non a caso ci incontriamo anche perché sembra una cosa anche qui banale. Il piano delle ciclabili, il biciplan, adesso lo stanno facendo anche altri comuni, noi l'abbiamo già provato portato in adozione in giunta, in commissione, adesso è stato discusso con i cittadini, ma l'importante è che ci sia un collegamento poi, perché se facciamo un biciplan per Codroipo non interessa a nessuno. Quindi con Camino, Bertiolo abbiamo già instaurato un tipo di rapporto con Sedegliano, e quindi sono elementi di collaborazione che noi vorremmo accentuare sempre di più, e Codroipo si è reso disponibile, anche perché il comune è più grande, a dare lo sprint, a dare lo spunto, no? Poi dobbiamo lavorare insieme, ma Codroipo deve avere il coraggio di metterci la faccia e anche interventi di natura economica in termini di collaborazione con le altre realtà del territorio del Medio Friuli. Per Euroregione News, da Codroipo, Marco Mascioli. Euroregione.news